È tempo di bilanci per il mercato immobiliare, siamo con Lino Domini della FIMA provinciale di Confcommercio, quindi le chiediamo un po' che 2023 è stato e quali sono un po' le prospettive. Il 2023 ha subito un rallentamento a causa dell'aumento degli interessi e di conseguenza col mese di luglio abbiamo visto, al di là del periodo estivo e poi della ripresa a settembre, abbiamo visto un calo stimato sul 16% di compravendite. Oserei dire che comunque gli immobili, le richieste degli immobili c'è ancora, quindi l'interesse c'è ancora di cambiare casa, ma è legato al fatto che gran parte delle persone vogliono cambiare casa per ridurre quelle che sono le spese di gestione, perché le spese di gestione purtroppo incidono ancora notevolmente sul mercato immobiliare e di conseguenza non c'è l'interesse all'acquisto di immobili che hanno costi di condominio del 5, 6, 8, 9 mila euro all'anno per riscaldamento, pulizie e tutto il resto, insomma. Faceva riferimento prima al discorso affitti, anche lì c'è un caso particolare, insomma. L'affitti, ci siamo trovati delle locazioni già da qualche anno, delle locazioni a tempo diciamo lungo, cioè per famiglie, studenti, in cui c'erano locazioni che praticamente avevano un 3+2, un cellulare secca o un 4+4, a trovare gran parte dei proprietari e locatori ad affittare tipo Airbnb, quindi locazioni tutte brevi. Questo ha inciso notevolmente, no? Nel senso che non si trovano appartamenti, ci troviamo in situazioni in cui appartamenti in affitto, mini appartamenti con 60 visite, è una cosa impressionante e di conseguenza anche difficoltà a chi dare l'appartamento.